ricordo la rubrica di Agente 0010 per un giorno. Un amico di Olbia ci ha inviato un video nel quale, come potete vedere dalle immagini, si evidenzia lo stato di cattiva manutenzione del ponte che si trova nella zona Fausto Noce, esattamente in via Galvani. È un ponte sul quale ogni giorno transitano decine di persone e, come potete vedere, ci sono degli elementi sporgenti della struttura, mancano in alcuni casi le protezioni. Le protezioni sono state realizzate con delle transenne, quindi con mezzi di fortuna. Io spero vivamente che qualcuno qua di dovere intervenga per sistemare questa situazione, perché è abbastanza pericolosa. L'altro video evidenzia la situazione di degrado. Siamo nella zona Basa di Olbia. Come potete vedere è strapieno di rifiuti di ogni tipo. Ci sono parecchie lattine di olio esausto e buste di rifiuti di tutti i tipi. Una situazione sicuramente non bella, anche perché comunque non è sicuramente un bel biglietto da visita per una città come Olbia. Cari amici, che dire, continuate a segnalarci queste situazioni e noi le pubblicheremo sulla nostra pagina, sul nostro sito. L'indirizzo è quello che vedete in sovraimpressione. Ci vediamo presto. Da Gianni Caredupano è tutto. Ciao a tutti.